Un buongiorno e ben ritrovati cari amici. Oggi in questo periodo che è veramente caldo, fastidioso, andiamo a fare un giretto nella zona della Val Tramontina, che ho visto ieri sera una buca d'acqua che sicuramente sarà freschissima e proviamo a vedere se ce n'è ancora, soprattutto per andare a fare un bagnetto al fresco. Ci sono già 28 gradi e sono meno 20 alle 8 del mattino. Andiamo a recuperare Martino e partiamo. Via con la sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. Passiamo per Cordignano per iniziare la Pedemontana friulana. Questo angolino è veramente un angolo bellissimo. Anche qui, volendo, c'è molta gente che va a fare il bagno, però noi proseguiamo. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E superiamo Maniago per entrare in Val Tramontina fra poco, perché prima dobbiamo arrivare a Meduno e qua forse fa più caldo che dalle nostre parti. Speriamo bene che l'angolino che ho visto sia fresco. E superato Meduno entriamo in Val Tramontina, pochissimi chilometri siamo arrivati. Arrivati in questo angolo al posterno prima del lago di Redona, la temperatura da 30 gradi è calata immediatamente a 24. Arriviamo alla diga e voltiamo a sinistra. Una volta da questo lato ci fermavamo a fare il bagno qui da questo scoglio, però non avevamo idea di quanto profonda fosse e quanto velocemente andasse giù. Ciampei, da che parte è? Di qua? È un po' ruggino quel ponte là. Che qua sarebbe un bel buchettino. Magari non da fare i tuffi qua in cima al ponte, ma... Ok, abbiamo trovato un posticino per accamparci all'ombra. Il posto sembra un paradiso. Ritorniamo dalla Peppa, prendiamo i materassini, costume e ci mettiamo in relax. Siamo arrivati nel nostro angolino. E iniziamo con relax. La Paola è partita in perlustrazione, ma nessuno le ha detto che non sa nuotare. Qui questo saltino, secondo me, ad occhio non ci sono meno di 4-5 metri di acqua. Per avere tutti i particolari su questo luogo e le tracce GPX, abbonati. Dai che vediamo un bel salto. Stai attento che là ci sono i pietroni però. 3,
2, 1. E dietro a questo pietrone c'è un'altra bella cascatina. Venite con noi a scoprire la fauna di questi luoghi fantastici. Questo gambero ha appena perso il carapace e ha fatto la muta. E questo è il suo vecchio esoscheletro. È un vero peccato che fra poco arriva una comitiva incivili ed è finita la pace per questi gamberi. Vi assicuro che l'acqua è freddissima e devo uscire per un momento. Saluto questo mio amichetto e andiamo. Cercando sempre di non uccidersi, abbiamo risalito il ruscello. Mi sembra di essere quasi in paradiso. Guardate che razza di posticini. Adesso bisogna che stiamo attenti di non ucciderci. E si riparte, faremo il passaggio per Pala Barzana. Così la allunghiamo un pochino. Andiamo in direzione Po Fabbro, anche qui qualsiasi insenatura va bene per fare il bagno. Proseguiamo sulla SP63 in direzione Po Fabbro. Navarons mi piace come paesino perché è molto carino. Qui sulla nostra destra c'è un bar. Siamo entrati nel comune di Frisanco e ci sono un paio di tornantini. Usciamo da Po Fabbro e adesso andiamo in direzione Barcis. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Ed eccoci giunti anche alla fine di questo giretto rilassante. Oggi siamo rimasti stupiti da due cose: la bellezza di certi angolini qua vicino a casa nostra che ho trovato ieri sera guardando con Google Earth, e quanto stupido può essere il genere umano, persone che inseguivano per schiacciare i gamberetti di fiume che sono là che si fanno i cavoli loro e non si capisce neanche il perché. Veramente, se questa è la specie intelligente, è meglio essere un animale stupido. Vabbè, non importa, è solo una mia considerazione personale, ma dopo che invadiamo lo spazio della natura ci comportiamo anche come dei bambini dell'asilo nido, quello è insopportabile secondo il mio punto di vista. Spero che anche questa giornata vi abbia dato uno spunto per qualche escursione fuori porta. Quando entrate in mezzo alla natura come noi oggi, non deve accorgersi nessuno che siete passati. Comportatevi con educazione. Vi ringrazio per questa gentilezza anche per voi. Ci sentiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!